Codrongianos. È interessante perché molti centri dell'isola sono nati proprio nel bordo di quella antica strada romana che da Caralis conduceva fino a Turris Libissonis, e intorno a questi luoghi, anche forse per presidiare insomma i territori del periodo romano, quindi siamo nel III secolo, lì in quel territorio è nato proprio un vero e proprio castrum Gordianus, che poi è diventato appunto il toponimo di questo centro, e siamo nell'area settentrionale, e tra l'altro c'è una testimonianza della cristianità di questo luogo. Siamo insomma intorno al 1160-1165 con l'edificazione di una delle più importanti basiliche, quindi testimonianze anche dal tipo dell'architettura della cristianità in Sardegna. E stiamo parlando insomma della basilica di Saccargia. Questo luogo insomma di Codrongianus offre sia questo tipo di testimonianze, ma anche un grande patrimonio dal punto di vista etnografico, e lo scopriamo anche grazie a un lavoro di un'associazione che da soli 5 anni, devo dire, ma a volte evidentemente l'aspetto anagrafico serve poco, perché in questi 5 anni hanno fatto un lavoro devo dire molto importante, e lo vedremo insieme. È anche bello il titolo che hanno voluto dare alla loro associazione, Vestimentas de Muda, cioè della festa, dell'occasione, dell'orgoglio di manifestare insomma gli abiti più belli. E quindi io vorrei invitare tutta l'associazione culturale Vestimentas de Muda di Codrongianos a raggiungere il centro della piazza. La chiamo piazza perché, anche se in realtà di fatto è un palco, però noi lì vogliamo sempre tornare, almeno idealmente. Dietro Tanda all'organetto diatonico, quindi vediamo come questo strumento musicale, che insomma già nel 1829 diventava il primo rudimentale strumento aerofono a doppia bottoniera, che poi negli anni 60 dell'Ottocento è diventato organetto diatonico grazie a Paolo Soprani nelle Marche, arriva nell'isola e si diffonde, come vedete, dal sud Sardegna fino alla parte più settentrionale. E questa associazione, con la complicità di Pietro Tanda, ci proporrà insomma i 2 balli che sono patrimonio etnocoreutico del territorio. Il ballo tondo, cioè proprio il ballo che si sviluppa in una maniera circolare, che si stringe e si allarga a seconda della quantità di persone che ne prendono parte, degli spazi oggettivi della piazza stessa, e poi un udillaru, quindi una delle tante varianti del dillu. Loro sono molto più vicini all'aspetto del Sagostera, dell'area del Goceano, perché tengono sempre le braccia alte, incrociate, scandendo proprio la fine della cadenza ritmica determinata dai suoni dell'organetto diatonico. Prima di vedere i 2 balli, una battuta semplicissima con Andrea Zucca, perché mi piace molto il loro lavoro ed è encomiabile ciò che hanno fatto. Sono ripartiti da zero con la ricerca, ma cercando nei cassetti delle famiglie, insomma hanno trovato tanti elementi, e finalmente possiamo dire insomma che Codrongianos è rappresentata da diverse tipologie, quindi diverse classi sociali, diverse famiglie del passato. Sì, buonasera a tutti, e innanzitutto vorrei ringraziare l'associazione Sant'Andrea di Gonnesa per averci invitato in questa splendida piazza. Sono emozionato perché questa è la nostra prima esibizione sul palco, un'associazione composta da tanti giovani. Vado molto orgoglioso di loro, non è facile sopportarmi, sono stati 5 anni duri, non solo per quanto riguarda il ballo insomma, ma soprattutto per l'abito tradizionale, perché dietro c'è davvero un lavoro di ricerca grande. Abbiamo ritrovato delle fogge vestimentarie che si pensava non appartenessero neanche al nostro paese. Siamo stati supportati da uno dei massimi conoscitori ed esperti della tradizione sarda, quale dottor Giamario De Martis, e ci siamo fatti portavoce insomma di convegni, di incontri culturali, dove appunto abbiamo sempre illustrato il nostro abito tradizionale, anche mediante un documentario dove siamo andati appunto a intervistare gli anziani del nostro paese, che ci hanno descritto l'abito così come veniva utilizzato
indossato ai loro tempi. E niente, grazie. Grazie a te. Andrea Zucca Pais. Allora, vediamo questi due balli. Abbiamo detto il ballo dundu, locutoreso, sa locutoresa seria, anche perché per distinguerlo un po' dall'altra versione che nel locutoro il modulo è a boche, chitarra e fisarmonica, in questo caso come detto solo con l'organetto di Pietro Tanda, e poi a seguire una delle varianti del Sudillu, quindi Dillaru, del gruppo di Codrongianos, o meglio della comunità di Codrongianos.